Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un cordiale buon pomeriggio dal Palamellano di Sestu, sesta giornata del campionato di Serie C Silver fase nazionale. Su Stentu Sestu Enic Firenze si assegna un posto nella prossima Serie B di basket, una partita importantissima, decisiva, che vado a presentare in compagnia di Marco Secci, general manager del Sustentu. Marco, a inizio anno potevamo solo sognare di partecipare a una partita del genere. Sono veramente molto felice, ce la stiamo godendo già da un po', quindi sembra ieri il 21 settembre quando abbiamo presentato la squadra Sustentu. Sono già passati 9 mesi, ne stavo parlando prima con Sassaro e adesso ci godiamo anche questi tifosi e questo pubblico che è splendido come sempre. Felicità, ma anche un pizzico di rammarico, immagino, perché in tutti gli altri gironi con 10 punti si andava diretti in Serie B. Stavamo guardando proprio quello, siamo l'unico girone dove è ancora tutto in gioco, però dai, diciamo che ci siamo già tolti delle bellissime soddisfazioni, speriamo di togliercene delle altre, vediamo come va la gara. Ti ripeto, ci stiamo godendo ogni singolo momento, già dalle 3:15, perché come siamo venuti ad aprire il campo c'erano già tantissimi tifosi dietro. Sono dei ringraziamenti da fare proprio a questo proposito, Marco, te li lascio fare. Guarda, ci sarebbero tantissime persone da ringraziare, però vorrei ringraziare in particolar modo i dottori che ci hanno seguito tutto l'anno, che sono Salvatore Porqueddu e Marina Pisu, che sono sempre dietro le quinte ma intanto ci danno una grossa mano, e Valerio Angioni e Andrea Cau di Sustentu che hanno allestito il campo, sono venuti stamattina alle 6 del mattino per sistemare e per anche ampliare il campo, perché comunque non contiene tutti i nostri tifosi, ma abbiamo cercato di fare del nostro meglio e loro ci hanno dato come al solito una grandissima mano. E poi un ringraziamento speciale anche a Daniela Caliendo, che da novembre che è entrata in squadra con noi, è ormai una di noi e ci ha dato una marcia in più, e si sente il suo apporto e si continua a sentire. Grazie mille di cuore. Tu vivi anche il clima della squadra, raccontaci come stanno arrivando i ragazzi a questa sfida. Ti dico la verità, alla fine siamo molto più tesi noi fuori dal campo che loro. Loro la beata incoscienza soprattutto dei giovani. Gli abbiamo detto di godersi questo momento, che è probabilmente un momento che è irripetibile. E vediamo un attimo, sono però sereni, hanno affrontato una settimana in maniera molto tranquilla, hanno fatto 3 buoni allenamenti, ovviamente sapendo benissimo che hanno di fronte, perché comunque Firenze è una squadra fortissima, perché è un mix di giovani con esperti, con giocatori che hanno militato anche in B1 e Lega 2, però ti ripeto, anche loro secondo me si stanno godendo il momento ed è giusto che sia così. C'è bisogno di giocare una partita aggressiva come tutte le altre 5. Eh sì, questo diciamo che è il nostro marchio di fabbrica da quando abbiamo iniziato quest'anno, diciamo che è il marchio di fabbrica delle squadre di Sassaro. Speriamo di imporre il nostro ritmo, di cercare di non andare subito sotto magari, ma di stare a contatto e poi vediamo. Secondo me ce la possiamo giocare, anche perché abbiamo dimostrato comunque di potercela giocare con tutti, anche con squadre che sulla carta indubbiamente sono più forti di noi. Hai accennato in precedenza, palestra piena praticamente dalle 3, un altro successo questo, aver riacceso un po' l'entusiasmo della Cagliari e Interland cestisti. Questo ci fa enorme piacere, facciamo un paio di controlli su internet, una partita così da Cagliari mancava da più di 10 anni, e dalla ultima Russo che aveva vinto la C1 per poi salire in B2. E la palestra così piena, dopo tra l'altro dopo neanche 4 anni, e noi ci siamo impegnati moltissimo e anche loro, comunque i nostri tifosi che piano piano ci hanno continuato a seguire, sono venuti anche in trasferta, ci hanno sopportato durante tutto quest'anno
non ci fa che piacere, quindi speriamo di premiarli. Questa era la presentazione della partita, manca davvero poco alla palla 2, noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo in diretta dal Palamellano di Sestu per la palla 2 di Sustentu Sestu ENIC Firenze. Amici di Diretta Sport e Sardegna Sport, siete nuovamente collegati in diretta col Palamellano di Sestu, Sustentu Sestu, ENIC Firenze, sesta e ultima giornata della fase nazionale del campionato di Serie C. Silver si assegna quest'oggi un posto nella prossima Serie B, partita che sta per iniziare, che andrò a commentare in compagnia di coach Marco Magro. Buonasera coach. Buonasera a tutti, buonasera. 5 vittorie in 5 partite per il Sustentu Sestu, capolista del girone con 10 punti, ma non basta ancora per i Pirati per ottenere la promozione in Serie B. C'è ancora da soffrire contro un ENIC Firenze che affrontava questo girone con le stimmate della favorita. 4 vittorie per la squadra allenata da coach Lapo Salvetti, una sconfitta proprio contro il Sustentu Sestu nella gara d'andata 66-63, il punteggio finale. Intanto la partita è iniziata e il primo canestro l'ha mandato a segno Mirko Pilo con una gran tripla frontale. Oggi veramente vedremo, è una partita o dentro o fuori. Il Sustentu deve vincere oppure al massimo può perdere di 2 punti venendo comunque promossa. Vediamo come andrà a finire. Non abbiamo elencato gli starting 5 delle due squadre. Allora, Mauro Graviano, Nicola Elia, Mirko Pilo, Edoardo Melis e Gianmarco Fois per il Sustentu Sestu. Dall'altra parte Firenze risponde con Marotta, Filippi, Passoni, Rabaglietti e Puccioni. Ancora uno scarico in angolo, ancora per Mirko Pilo, tripla questa volta corta, rimbalzo di Graviano che prova a farsi largo, subisce il fallo che dovrebbe essere stato commesso da Filippi e potrà andare in lunetta, anzi ci sarà rimessa dal fondo in favore del Sustentu Sestu. Dicevamo in precedenza 66-63 il punteggio della partita d'andata in favore dei bianco-blu. E allora quest'oggi Sustentu che può andare in Serie B in caso di vittoria oppure in caso anche di sconfitta, con uno scarto inferiore ai 3 punti, con una sconfitta di 3 punti invece in Serie B ci andrebbe già quest'oggi l'ENIC Firenze che vanta un miglior quoziente canestri. Ancora una circolazione perimetrale ottima per il Sustentu. Gianmarco poi spero non riesce a trovare il canestro dalla lunga distanza, è già ripartita Firenze dall'altra parte con Marotta che si arresta, va fuori all'indirizzo di Passoni e poi riceve il passaggio di ritorno. Ancora Marotta che fa circolare sul perimetro, la finta di tiro da 3 punti da parte di Passoni, il pick and roll con Puccioni che poi taglia dentro, prova a prendere la penetrazione Filippi, un po' in ritardo, in questo caso la difesa da parte di Gianmarco Fois, fallo della difesa, fallo proprio di Gianmarco Fois, il primo personale della sua partita e allora rimessa dal fondo per Firenze. Gianmarco Fois che va a commettere così il primo fallo della sua partita, gioca con infiltrazione per i problemi muscolari accusati nel corso delle ultime settimane. Qui Tepauta rimbalzo, recupera il pallone Nicola Elia che poi si lancia in contropiede, bel giro sul perno per Elia, lo scarico sotto per Edoardo Melis che è un pizzico in ritardo, va fuori da Graviano, ancora lo scarico fuori per Nicola Elia da 3 punti, Elia
secondo ferro, gran rimbalzo di Edoardo Melis, l'ultimo a toccare è stato Puccioni e rimessa d'attacco ancora per il Sustento, che mi pare abbia approcciato ottimamente questa partita. Sì, veramente con grande determinazione. Adesso vediamo in attacco la palla a Melis e a Elia, come gestiranno questa azione. Poi spalle a canestro. Pilo scarica sotto per Fois, qualche difficoltà anzi per Edoardo Melis nel ricevere questo pallone a causa della pressione furiosa della difesa fiorentina. C'è il fallo della difesa appunto, e dunque si provvederà un'altra rimessa dal fondo in favore del Sustentu con Mirko Pilo, che è già pronto nella zona delle operazioni. 8 minuti 8 secondi ancora da giocare nel corso del primo quarto, 3-2 il punteggio in favore del Sustentu. Qui banale palla persa che da Nicola Elia, che non si intende con un compagno, contropiede concluso da Marotta, che però non trova la via del canestro. Si lotta a rimbalzo, Mirko Pilo strappa via il pallone, può far partire un'altra azione offensiva da parte del Sustentu. Penetrazione di Pilo, lo scarico sotto per Edoardo Melis, palla persa però dal Sustentu. Allora Rabaglietti dall'altra parte prova a portare un po' di ordine nell'attacco di Firenze, arresto e tiro morbidissimo a segno, gran classe per Stefano Rabaglietti, che può essere una delle chiavi di questa partita. Sì, sì, assolutamente. Rabaglietti è un giocatore di una grande esperienza con trascorsi importanti, ma io vorrei sottolineare anche che ora in questo momento in campo per Firenze ci sono due giocatori classe 1997 che si sono piazzati al terzo posto alle finali nazionali Under 20, battuti soltanto dalla Grisimbon Reggio Emilia. Questo vorrei sottolinearlo. Davvero complimenti allora all'Enic Firenze, che sta lavorando alla grande col proprio settore giovanile. È arrivata intanto un'altra palla persa dal Sustentu, qui per poco non recupera Edoardo Melis. Rabaglietti in possesso della sfera, conduce l'azione offensiva, il passaggio per Filippi, poi il consegnato ancora all'indirizzo di Rabaglietti, lo show difensivo di Edoardo Melis e poi la palla sul perimetro per Vieri Marotta, penetrazione con la mano destra, rimbalzo di Puccioni che fa la voce grossa là sotto. Firenze avanti e doppia il Sustentu sul 6-3 dopo un pizzico di torpore iniziale. Allora la formazione allenata da coach Lapo Salvetti si è prontamente ripresa, parziale di 6-0 dopo la tripla iniziale mandata a segno da Mirko Pilo. Prova a scuotersi ora il Sustentu, Nicola Elia sale in punta, non riceve il pallone, il taglio a ricciolo di Mirko Pilo, arresto e tiro morbidissimo ancora Mirko Pilo per il -1 Sustentu. Tutti e 5 i punti realizzati dall'Accademia nel corso di questa partita fino ad ora portano la firma di Mirko Pilo, giocatore arrivato nel corso della stagione, ex tra le altre Tavoni Sassari. Qui ancora un tiro per Rabaglietti che cercava anche il fischio arbitrale. Filippi ha recuperato il rimbalzo, poi si torna in punta da Marotta, il pick and roll con Puccioni e il fallo che è stato commesso da Mauro Graviano. Un fischio questo, coach Marco Magro, che mi pare abbastanza severo. Sì, abbastanza severo, piuttosto incomprensibile, perché è passato davanti al blocco senza commettere, a mio avviso, alcuna infrazione, alcun fallo. 6 minuti 13 secondi ancora da giocare nel corso del primo quarto al Palamellano di Sestu. Davanti c'è l'Enic Firenze con il punteggio di 6-5. Si assegna quest'oggi un posto nel campionato di Serie B. Rabaglietti, mano sinistra, prova il corridoio di penetrazione, gran palla di tocco di Puccioni sotto per Filippi, errore per Filippi, lotta al rimbalzo, Mauro Graviano ne viene fuori, ancora Graviano dal palleggio, la palla sotto per Passaretti che nel frattempo è entrato in campo al posto di Edoardo Melis, palla persa dal Sustentu, Passoni fuori per Marotta, arresto e tiro, secondo ferro, rimbalzo di Passaretti, Graviano, ritmi indiavolati in questo inizio di partita, ancora Mauro Passaretti dal palleggio, prova a portare spalle a canestro Marotta, prova a usare ancora il fisico, Mauro Graviano accenna a un raddoppio, Filippi, il pallone fuori per Pilo da 3 punti, Mirko Pilo, canestro del sorpasso Sustentu sull'8-6. Ora prova a rispondere l'Enic con Marotta, la palla fuori per Passoni, ancora Passoni, chiude il palleggio controllato da Nicola Elia, Puccioni, il passaggio consegnato per Rabaglietti, ancora Rabaglietti, arresto e tiro contro la difesa di Passaretti, ancora un gran canestro, che mano per Stefano Rabaglietti, parità ora, quota 8, 5 minuti e 5 secondi, ancora da giocare nel corso del primo quarto al Palamellano di Sestu.
Graviano fuori per Passaretti, lo scambio tra i due, ancora il playmaker del Sustento fuori da Nicola Elia, prova a uscire dai blocchi Mirko Pilo che riceve in questo istante, affrontato da Rabaglietti, sale Gianmarco Foix per il blocco, ancora Mirko Pilo in possesso del pallone, un secondo per il tiro del Sustento, Pilo solo tabellone, recupera il pallone, Marotta ferma il gioco Gianmarco Foix con un fallo, le proteste da parte di Gianmarco Foix. Coach Marco Magro, ti chiedo come hai letto questa situazione. Probabilmente aveva ragione l'arbitro, almeno in questa occasione mi è sembrato che Foix prendesse una posizione in leggero ritardo. Intanto Passaretti e Melis in campo assieme, una scelta importante questa da parte di coach Sassaro. Sì, non può fare diversamente perché questa è una squadra molto fisica, hanno un 2,5, il 20 che è un 2,5, hanno un 2 metri, hanno tutti i ruoli ben coperti e fisicamente sono importanti, quindi speriamo che i ragazzi rispondano al meglio. Canestro di Rabaglietti, ma risponde subito dall'altra parte Mauro Graviano che trova il corridoio di penetrazione centrale, manda a segno il canestro della nuova parità a quota 10, 4 minuti 10 secondi al termine del primo quarto. Rabaglietti la finta, poi la partenza in palleggio, usufruisce del blocco di Puccioni, Puccioni prova la ricezione profonda, si va a lottare sul pallone, lo strappa via Edoardo Melis, ancora un contropiede per il Sustento con Mauro Graviano, Mirko Pilo la partenza in palleggio, mano sinistra, il tiro difficile ma a segno ancora. Che inizio di partita per Mirko Pilo. Speriamo continui così per tutta la partita. 7 punti già a referto per l'esterno ex Sant'Orsola Sassari, più 2 Sustento sul 12-10, 3 minuti e 38 al termine del primo quarto, errore da 3 punti ora per Rabaglietti, ha controllato il pallone Nicola Elia, ancora in zona offensiva il giocatore ex tra le altre di Roseto e Arezzo, il pallone un po' difficile all'indirizzo di Mirko Pilo che prova a girare sul perno, pesta però la linea di fondo sulla pressione di Rabaglietti, palla persa dal Sustento, reclamava un fallo Mirko Pilo, è pronto intanto un altro cambio con Fabio Villani che andrà a rilevare un compagno, vedremo di chi si tratterà, cambio anche nelle fila di Firenze. Ora probabilmente ci sarà da eseguire un time out, così è, allora anche noi ci andiamo a prendere una pausa, anzi non c'è time out che verrà eseguito in un secondo momento, dicevamo nelle file di Firenze è entrato il numero 23, si tratta di Nardi, ora in cabina di regia dall'altra parte nelle fila del Sustento è uscito Mirko Pilo ed è entrato in campo Capitan Fabio Villani. Intanto tiro da 3 di Passoni, secondo ferro, rimbalzo da parte di Nicola Elia, ancora Nicola Elia, mano destra, prova ad accelerare, il fallo commesso da Nardi, primo fallo della partita per il giocatore appena entrato in campo nelle fila della formazione allenata da coach Lapo Salvetti. 3 minuti, 1 secondo ancora da giocare nel corso del primo quarto. 12-10, più 2 Sustento, è rimessa in attacco per i pirati di coach Marco Sassaro con Nicola Elia sul pallone, prova a smarcarsi e riceve Mauro Passaretti, ancora Passaretti, passaggio consegnato per Graviano, affrontato da Filippi, Graviano prova a batterlo dal palleggio, deve desistere, prende posizione molto bene Passaretti contro 3 avversari, però finisce col perdere il pallone, recupera Edoardo Melis, gran finta per far secco Puccioni e canestro del più 4 Sustento. Sì, questo è un canestro un po' trovato, ma vorrei sottolineare la grandissima difesa di Sustento, in questo momento stanno veramente difendendo alla grande. Puccioni, spalle a canestro, fuori per Filippi, invitato al tiro, va dentro in penetrazione e segna con grande astuzia, canestro costruito questo da parte di Filippi, uno dei giovani davvero preziosi dell'Enic Firenze, classe 1997, sottolineiamo una volta di più i grandi risultati dell'Enic nel corso della stagione anche dal punto di vista del settore giovanile, non solo con la prima squadra che lo ricordiamo è campione di Toscana, si è laureata campione davanti alla Virtus Siena che era nel girone dell'Esperia Cagliari, anzi è nel girone dell'Esperia Cagliari, è arrivata prima, è già in Serie B la formazione senese che quest'oggi è impegnata proprio a Cagliari contro i Granata di coach Roberto Fioretto. Intanto è arrivato un altro cambio, esce con il numero 11 Lorenzo Passoni ed entra in campo con la canotta numero 15 Carlo Santomieri, settimana difficile per lui, ha però smaltito la febbre e quest'oggi è pienamente a disposizione di coach Lapo Salvetti. 2 minuti 7 secondi al termine del primo quarto, rimessa dal fondo Fabio Villani fuori per Mauro Passaretti e poi il passaggio all'indirizzo di Graviano, Villani prova ad andare dentro da Passaretti, ancora un gran canestro ottimamente costruito dall'attacco del Sustento.
Sì, questa è una grande palla di Villani, bravo Passaretti a farsi trovare pronto. Ancora un segnale, pallacanestro di esecuzione in ogni partita, e questa è la scelta di coach Sassaro. Sì, loro hanno preparato meticolosamente questa partita durante tutta la settimana, adesso sta dando i suoi frutti, vediamo come continuerà questa. Tanto esulta la panchina di Firenze che prova a scuotersi a questo momento della partita. Canestro con fallo per Stefano Rabaglietti, l'ex giocatore tra le altre di Udine, Capodorlando, Pistoia e Trapani. È andato a segno con il fallo, avrà a disposizione anche un libero supplementare. Rabaglietti è pronto in lunetta, disturbato dai fischi del Palamellano, va a segno, non trema la sua mano. -1 Firenze sul 16-15, 1 minuto e 33 secondi al termine del primo quarto. Mauro Graviano ha già chiamato lo schema. Il pallone che qui Puccioni provava a intercettare andando forte sulla linea di passaggio, riesce comunque a mantenere il possesso. Il sustento Fabio Villani andrà a eseguire la rimessa in zona d'attacco. 1 minuto e 27 per chiudere il primo quarto, ricezione e passaggio consegnato di Passaretti all'indirizzo di Mauro Graviano, ancora Graviano in mezzo alle gambe, fuori per Nicolelli, affrontato da Filippi, prova a prendere posizione Passaretti, sale Melis per il blocco da 3 punti e via! Ancora un canestro da 3 punti di Nicolelli che sta provando ad accendersi. Sì, loro cambiano su tutti i blocchi e lì ha approfittato della situazione immediatamente e gli è andata nel migliore dei modi. 19-15 più 4 su Stentu, Rabaglietti in un angolo, molto bene per Nardi, la tripla di Nardi che però non fa, gran rimbalzo qui da parte di Mauro Passaretti e può partire allora l'azione offensiva del Sustentu. Villani a spazio da 3, Villani molto corto però il suo tiro. Filippi recupera il pallone vagante, poi lo appoggia all'indirizzo di Nardi, ancora Nardi velocissimo fuori per Rabaglietti, cerca la linea di fondo Rabaglietti, lo scarico ottimo, ancora sotto per Santomieri che rischia il gioco da 3 punti ed è forte coach Marco Magro anche sotto Firenze con Puccioni ma anche con Santomieri che è un giocatore davvero di spessore là sotto. Sì, come dicevo prima, loro hanno veramente tutti i ruoli ben coperti. E adesso vediamo che esce Puccioni e entra Goretti. Sì, Goretti anche lui è anche 97. 97, quindi questa è veramente una squadra che ha un futuro davvero grande, davvero importante. 2 liberi per Carlo Santomieri, intanto alla classe 1985, primo libero a segno per Santomieri. 2 metri di altezza per lui, ala grande di assoluto spessore, ancora una chance a cronometro fermo, 2 su 2 per Carlo Santomieri, allora -2 per Firenze, 19-17 il punteggio, 30 secondi esatti al termine del primo quarto di gioco. Villani dal palleggio, fuori per Mauro Passaretti, il passaggio di ritorno ancora per Fabio Villani, prova a smarcarsi Mirko Pilo però tiene forte la difesa di Firenze, la palla ora per Passaretti, il tiro difficile è sbagliato, rimbalzo conquistato da parte di Beconcini, anche lui nuovo ingresso nelle fila di Firenze. Santomieri fuori per Rabaglietti, 8 secondi per il tiro di Firenze, ancora Rabaglietti, la difesa forte da parte di Melis, il tiro da 3 di Rabaglietti, pallone sulla tabella e poi Mirko Pilo con la preghiera che per poco non va a segno. Va in archivio il primo quarto, davanti c'è il Sustentu Sestu con il punteggio di 19-17, piccola pausa per noi. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto al Palamellano di Sestu. In campo per Firenze ci sono Beconcini, Nardi, il numero 18 Goretti, il numero 17 Rabaglietti, il numero 15 Santomieri, invece dall'altra parte per il Sustentu Sestu Mirko Pilo, Mauro Graviano, Fabio Villani, Edoardo Melis e Mauro Passaretti. Rimbalzo qui dopo l'errore di Firenze per Mauro Graviano che prova ad andare a testa bassa, gran scarico sotto per Edoardo Melis che però si divora un canestro fatto per la disperazione del pubblico del Palamellano. Rabaglietti, infrazione di passi evidente, ignorata dagli arbitri, contropiede per Mirko Pilo, a segno Mirko Pilo, canestro del +4 ora Sustentu sul 21-17, prova ad approcciare con energia anche questo secondo quarto la formazione allenata da coach Marco Sassaro. Rabaglietti dentro per Santomieri, il giro sul perno ottimo da parte di Santomieri che però non riesce a trovare l'equilibrio per il tiro, recupera il pallone in qualche modo, segna con il fallo. Che giocata di Santomieri.
Sì, ma qui è stato abbastanza ingenuo, usando un eufemismo, il buon Passaretti. Bisogna stare molto attenti, questi sono palloni che hanno un peso specifico importantissimo nel corso della gara. Mirko Pilo gli faceva accenno di proteggere il pallone con i gomiti, un'indicazione quasi vecchia a scuola, però sempre buona. Sì, deve occupare spazio. Passaretti, se vuole avere speranza di giocare contro giocatori più grandi e fisicamente più prestanti di lui, deve utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione. Infuriato coach Marco Sassaro, che ha richiamato in panchina Mauro Passaretti al suo posto in campo. C'è nuovamente Nicola Elia, che in precedenza era andato a prendersi un po' di riposo. Qui errore per Santomieri, recupera il rimbalzo, pulisce tutto e segna Niccolò Goretti, canestro della nuova parità, allora a quota 21 al Palamellano di Sestu. 9 minuti al termine del secondo quarto, palla fuori per Mauro Graviano, il palleggio di Graviano, l'uscita dei blocchi per Villani, l'arresto di Villani, poi ancora Mauro Graviano, arresto e tiro per Graviano, sfortunato qui Villani, prova a lottare a rimbalzo, l'ultimo tocco è il suo, rimessa in zona offensiva per Firenze, in precedenza coach Marco Magro. Parlavamo anche un pizzico della sfortuna del Sustentu, perché in tutti gli altri gironi con 10 punti si saliva in Serie B, sono già in Serie B infatti Virtus Siena, Cefalù e Patti. Qui un'altra prova, un altro sforzo sostanzialmente ci vuole ancora per i Pirati. Sì, questa è dimostrazione che nella pallacanestro mai nulla è scritto. Sarebbe stato bello poter festeggiare in anticipo la promozione, ma dobbiamo soffrire fino all'ultimo secondo. Due città che quest'oggi soffrono per le sorti delle rispettive squadre. Intanto Firenze si è portata avanti con il punto del 23-21, applaude in panchina coach Lapo Salvetti, prova a rispondere il Sustentu, momento di difficoltà questo per i Pirati. Ora Nicola Elia prova a smarcarsi Mauro Graviano, che cerca di prendere posizione contro Nardi, taglia molto bene fuori con il fisico Graviano, poi il tiro frontale mandato a segno da parte di Edoardo Melis, nuova parità stavolta a quota 23, continui botta e risposta da una parte e dall'altra, gran scarico qui di Nardi per Goretti, che però non trova l'equilibrio per il tiro, l'ultimo tocco è il suo e allora rimessa dal fondo in favore dei Pirati, che ora tornano in attacco. 7 minuti 39 secondi ancora da giocare prima dell'intervallo lungo. Mauro Graviano doppio dietro schiena per liberarsi della guardia di Nardi, si cambia sul blocco, gran palla dentro per Edoardo Melis, ancora canestro, ancora sorpasso Sustentu sul 25-23. Queste sono le invenzioni di Graviano, gran palla per Melis, che è stato bravissimo a tenere fuori. Intanto Pilo intercetta un ottimo pallone sulla fase difensiva e va a concludere in terzo tempo. Canestro di Mirko Pilo ad accendere ancora l'entusiasmo del Palamellano, nuovo più 4 Sustentu, 27-23, Rabaglietti tripla da distanza siderale, per poco non la mandava a segno, rimbalzo di Edoardo Melis e una bolgia. Ora il Palamellano, Mauro Graviano mano sinistra, subisce il fallo evidente da parte di Rabaglietti, il fallo che permetterà al Sustentu di ottenere una rimessa dal fondo. Intanto cambio nelle fila di Firenze, esce Beconcini e entra in campo Passoni, addirittura triplo cambio per coach Salvetti. In campo ci sono anche Filippi e Puccioni, stravolge il suo quintetto allora il tecnico fiorentino. Rimessa in attacco intanto per il Sustentu con Mirko Pilo pronto a eseguire, 18 secondi per il tiro dei Pirati. Mauro Graviano dal palleggio, c'era forse un buon taglio lungo la linea di fondo da parte di Mirko Pilo, che però non è stato servito. Allora Edoardo Melis, palla a canestro molto bene contro Rabaglietti, fallo al limite dell'antisportivo qui di Rabaglietti, non è così secondo gli arbitri. Due liberi per Edoardo Melis, qui gran partenza col giro sul per. Sì, ottima partenza di Edoardo Melis. Io vorrei sottolineare che da allenatore che quando si cambiano 3 uomini contemporaneamente c'è sempre qualche piccolo problema. Adesso sono curioso di vedere il proseguo della partita, perché Firenze generalmente quando si cambiano così 3 uomini è per spezzare un equilibrio, cambiare gli equilibri, cambiare il ritmo della partita. Vediamo. 1 su 2 intanto per Edoardo Melis, 28-23, più 5
Sustentu. Intanto penetrazione da parte di Nardi, gran canestro anche qui in penetrazione con la mano destra, allora accorcia sul -3 la formazione fiorentina che ora difende. Nicola Elia prova a cercare la penetrazione contro Filippi, deve desistere, la palla fuori per Graviano, poi c'è Fabio Villani, uscita dai blocchi di Mirko Pilo che fa saltare Passoni, step back e poi tiro alzando la parabola che non va a segno, rimbalzo di Nardi che prova a dare energia ora a Lenic, la palla fuori per Passoni, Passoni ancora in palleggio, fuori per Rabaglietti, Rabaglietti affrontato da Mauro Graviano, prova a ostruirgli la visuale, sale Puccioni per il blocco, show difensivo di Edoardo Melis, arresto e tiro da 3 punti per Rabaglietti, sale più in alto di tutti dopo l'errore Puccioni, palla ancora per lui, lo scarico ottimo fuori per Passoni da 3, Passoni, secondo ferro, ancora extra possesso per Firenze, qui lavora male a rimbalzo Sustentu, fallo anche per Edoardo Melis. Sì, qui adesso vediamo tutta la differenza di peso e d'altezza tra le due squadre. Per quanto si possa difendere quando si hanno a rimbalzo un 2 metri e un 2,5 e noi abbiamo il 2 metri scarsi di Edoardo Melis, non possiamo concedere il secondo rimbalzo e il secondo tiro alla squadra avversaria. Time out intanto chiamato da coach Sassoro e piccola pausa anche per noi. 5 minuti 45 secondi all'intervallo lungo, più 3 Sustentu sul 28-25, possesso offensivo per Firenze, qui Villani a un passo dall'anticipo, recupera il pallone vagante Puccioni, si va fuori da Rabaglietti, sale Puccioni per il blocco, ancora Rabaglietti, mano sinistra, poi la destra, a un passo ancora una volta dall'anticipo Villani, poi tiro da 3 punti sbagliato, rimbalzo conquistato da Mauro Graviano che poi conduce la transizione, qui la finta di Fabio Villani e il fallo commesso da Rabaglietti che andava a cercare il pallone, ma prima del fallo aveva pestato la linea laterale Fabio Villani, davvero molto sfortunato qui. Sì, purtroppo sì. Qua dobbiamo adesso vedere in difesa se continuiamo a tenerli lontani dal canestro così come nelle ultime 2 azioni, abbiamo qualche chance in più di portare a casa la partita. Se loro giocano la palla sotto sono dolori. Vedremo allora come proseguirà il match dal punto di vista tattico. Intanto 5 tra Fabio Villani e uno dei 2 arbitri, non li abbiamo nominati in precedenza, si tratta di Gennaro Nuzzo di Caserta e di Giorgio Silvestri di Roma. Intanto Firenze in attacco con Nardi, pallone fuori per il numero 11 Passoni, Passoni cerca un corridoio di penetrazione, arresto e tiro cadendo all'indietro, gran canestro qui da parte di Passoni. Questo veramente è un ragazzo d'oro. Sustentu dall'altra parte con Mauro Graviano, prova a farsi vedere Nicola Elia che riceve fuori dall'arco, la partenza in palleggio da parte di Nicola Elia, affrontato da Filippi che per poco non gli soffia il pallone, poi arriva il fallo, anzi infrazione di passi qui per Nicola Elia che deve limitare il più possibile le proteste perché in una situazione di questo tipo la beffa sarebbe quella di subire anche un fallo tecnico. Beh sì, Elia si lamenta per i colpi ricevuti, però in effetti i giocatori avversari sono andati a cercare la palla. Non so, io in queste circostanze ci sarebbe stato anche il fischio di un fallo. 4 minuti 49 secondi più 1 Sustentu, 28-27 il punteggio. Directasport.it, sardegnasport.com vi stanno offrendo la partita decisiva per la promozione in Serie B in diretta streaming. La palla fuori di Nardi per Passoni, poi Rabaglietti fuori dalla linea dei 6,75, la finta e poi il passaggio sotto all'indirizzo di Puccioni che vuole giocare 1 contro 1 con Edoardo Melis, si torna fuori da Passoni, il tiro ancora cadendo all'indietro, ancora a segno, mamma mia che giocatore Lorenzo Passoni, classe 1997, canestro del +1 Firenze, 29-28, 4:20 da giocare nel corso del secondo quarto. Mirko Pilo prova a inventarsi qualcosa dal palleggio, c'è un fallo da parte della difesa, fallo che dovrebbe essere stato commesso proprio da Passoni. Le proteste del pubblico del Palamellano, partita davvero molto equilibrata fino a questo momento, continui cambi in testa al punteggio, rimessa intanto in attacco in favore del Sustentu con Fabio Villani che è pronto a eseguire la rimessa. Villani che cerca collaborazioni in Edoardo Melis e finisce col perdere il pallone
qui Filippi in contropiede, va a schiacciare il canestro del 31-28. Intanto è rimasto a terra un giocatore del Sustento infortunato in precedenza, probabilmente si tratta di Mauro Passaretti, di Edoardo Melis, anzi, che sembra essersi fatto male davvero in maniera seria. Capannello di giocatori a ridosso del fondo campo, con Edoardo Melis che è rimasto a terra. Intanto Firenze ha guadagnato il +3, 31-28, con la schiacciata in contropiede in precedenza realizzata da Filippi, anche lui classe 1997. Intanto rimane a terra Edoardo Melis che prova a rialzarsi. Edoardo Melis che è stato fondamentale, coach, nel corso di questa fase nazionale. Sarebbe una disdetta perderlo proprio ora. Sì, veramente una disdetta. Tra l'altro è l'unico in grado di giocare in centro, che giocare sotto, che ha qualità tecniche, quindi adesso vediamo verrà sostituito da Gianmarco Fois, abbassando ulteriormente il quintetto, quindi problemi in vista. Gianmarco Fois che tra l'altro, come abbiamo detto in precedenza, anche lui non è al meglio della condizione. La sfortuna che davvero da metà stagione in poi soprattutto non ha lasciato un attimo di respiro ai pirati. Speriamo che Edoardo Melis sia in grado di proseguire la partita che intanto è ripresa con Mauro Graviano fuori per Gianmarco Fois, prova a smarcarsi Mirko Pilo, riceve in punta Fabio Villani, ancora Mirko Pilo, arresto e tiro da 3 punti, il pallone che danza sul ferro e poi decide di uscire. Ancora l'attacco qui di Firenze con la palla persa, e allora può ricucire Sustentu con Mauro Graviano. Ancora il palleggio di Graviano, fuori per Nicolelia, c'è bisogno di Nicolelia in questo momento del match. Mauro Graviano invitato al tiro da 3 punti, Mauro Graviano nel momento più importante ci mette anche il tiro da 3, che non è la specialità della casa. No, una bella tabellata di Graviano, ma vale anche questo. Nardi fuori per Passoni, ancora il possesso di Firenze, 3:15 per chiudere il secondo quarto. Rabaglietti da 3, che mano per Stefano Rabaglietti. Qui Villani ha rischiato con l'anticipo ed è stato punito. Sì, e questo è un giocatore a cui non puoi lasciare neanche a mezzo metro, perché lui ti punisce immediatamente. Tripla del 34-31, nuovo +3 Firenze. Nicolelia in mezzo alle gambe contro la difesa ancora molto forte da parte di Filippi, gran scarico sotto per Graviano in controtempo, trova il fallo ancora della difesa. Mauro Graviano toccato sul capo al momento del tiro. Sustento che sta trovando energie importanti da Mauro Graviano a questo punto della partita. Beh sì, adesso con l'infortunio di Edoardo Melis ognuno di loro deve caricarsi sulle spalle un pezzettino di responsabilità in più. Time out in campo e altra pausa per noi. Dopo il time out si torna in campo. Rabaglietti in lunetta per effetto del fallo commesso da Fabio Villani, errore inusuale col primo libero per Stefano Rabaglietti, che è un ottimo realizzatore a cronometro fermo, infatti fa canestro col secondo tentativo. Allora massimo vantaggio della partita per Firenze sul +5, 36-31. Spalle a canestro, prova a prendere posizione Fois, Pilo, la palla fuori per Villani, tentativo di penetrazione, gran difesa però da parte di Firenze fino a questo momento. Mirko Pilo si deve inventare qualcosa, 6 secondi per il tiro del Sustentu, cadendo all'indietro Pilo, canestro importante questo per Mirko Pilo, che nei momenti di difficoltà sta dando qualcosa in più a Sustentu. Sì, è in un momento di forma strepitoso Pilo, vediamo che non ha sprecato pochissimo. Intanto litiga con la palla, infrazione, sì, palla Sustentu. Ha toccato con il piede in precedenza Filippi, allora Pirati in attacco con il pallone della possibile nuova parità, +3 Firenze, 36-33, Villani da 3, secondo ferro, il pallone controllato ma solo per un attimo da Santomieri. L'ultimo a toccare è stato Gianmarco Fois, che protesta e deve stare attento perché non ci sarebbe assolutamente bisogno di un altro fallo tecnico a questo punto del match. Dicevamo +3 Firenze, 36-33, 1 minuto e 10 per chiudere il primo tempo al Palamellano di Sestu. Nardi dal palleggio accoppiato con Graviano, si fa vedere ma non riceve Puccioni, il blocco per smarcare Rabaglietti, arresto e tiro però per Nardi.
anche lui a segno Leonardo Nardi, classe 97, anche lui davvero una schiera di giovanissimi di sicuro avvenire nelle fila del Sustentu. Intanto fallo da parte di Rabaglietti, se non ho visto male, fallo che manderà in lunetta il Sustentu per 2 liberi, in particolare Fabio Villani, secondo fallo della partita per Stefano Rabaglietti. C'è bonus e allora gita in lunetta per Fabio Villani a 55 secondi dal termine del secondo quarto. Errore però col primo libero per Fabio Villani, un pizzico di tensione forse sta tradendo a questo punto del match anche i Pirati. 1 su 2 per Villani, 38-34, meno 4 Sustentu, 51 secondi, qui fallo di Pilo e ci saranno liberi anche per Nardi, con Mirko Pilo che va a protestare. Un pizzico in ritardo forse qui l'esterno sassarese con lo scivolamento difensivo. Sì, il numero 23 è veramente veloce, ha dei cambi di velocità, si tratta di Nardi ha veramente dei cambi di velocità fulminei, molto veloce, molto preciso e molto intelligente cestisticamente. Errore. Intanto sbaglia il primo e a noi sta bene. Errore col primo libero per Leonardo Nardi, 1 su 2 anche per lui, 39-34, lancio lungo qui per Villani che prova a toccare, vediamo di chi è l'ultimo tocco, è proprio del capitano del Sustentu, molto sfortunato qui, hanno provato i ragazzi di coach Marco Sassaro a sorprendere la difesa dell'Enic con questa soluzione lunga, nulla di fatto. 39-34 rimane questo il punteggio in favore di Firenze, 45 secondi 8 decimi al termine del secondo quarto al Palamellano di Sestu. Rimessa dal fondo, c'è da asciugare il parquet. Intanto diretta.sport.it, sardegnasport.com, lo ricordiamo, diretta streaming regalata libera quantomeno in tutta Italia in occasione di questo importantissimo match. In tanti ci stanno seguendo anche da Firenze, la Firenze cestistica molto sfortunata nel corso degli ultimi anni, si è aggrappata al Pino Dragons per cercare di ritrovare un po' di entusiasmo. Ancora Nardi, arresto di tiro, Santomieri però giganteggia a rimbalzo, trova l'equilibrio per il tiro, lo sbaglia, Puccioni regala però un altro extra possesso al Sustentu che senza Edoardo Melis non può che accusare qualche problema a rimbalzo. Nardi qui è un po' in difficoltà, trova un passaggio per Puccioni, prova il giro sul perno, rischia di perdere il pallone, Puccioni termina il cronometro dei 24 secondi con Puccioni che protesta all'indirizzo della panchina, voleva essere avvisato giustamente dai compagni che il cronometro dei 24 stava per scadere. Ultimi 8 secondi del secondo quarto per il Sustentu, qui Filippi va a spendere il fallo su Graviano a 6 secondi e 9 decimi dal termine, dunque 2 liberi per Mauro Graviano. Fallo di Filippi, cambio con Rabaglietti che è pronto a tornare sul parquet, esce proprio Filippi, primo fallo per lui in precedenza. Rabaglietti che torna sul parquet. 2 liberi dicevamo per Mauro Graviano, playmaker del Sustentu. Il silenzio del Palamellano per favorire la concentrazione di Graviano che realizza il primo tiro a cronometro fermo. Ancora Graviano, ancora una chance, 2 su 2 per lui, 39-36, 6 secondi 9 decimi per chiudere il secondo quarto. Prima però c'è da eseguire il time out chiamato da coach Lapo Salvetti, tecnico dell'Enic Firenze. 6 secondi 9 decimi per chiudere il secondo quarto. Firenze che si affida a Marotta per questo ultimo possesso, l'arresto di Marotta, murato però da Graviano. Ultimo tiro per il Sustentu che si spegne però sul soffitto del Palamellano e allora finisce qui il primo tempo. Davanti c'è l'Enic Firenze con il punteggio di 39-36. Commento flash al termine del primo tempo con coach Marco Magro. -3 per il Sustentu senza Edoardo Melis, partita comunque ancora tutta da giocare. Ah sì, partita tutta da giocare, non vedo l'ora di godermi il terzo e il quarto perché
sono due squadre che meriterebbero onestamente entrambe la Serie B. Vediamo un po'. Io ovviamente cerco di tirare l'acqua al mio mulino e spero che insomma, di riuscire a trovare, che Sassaro trovi il bandolo della matassa, anche se Firenze vedo che ha quel cambio a 3 ha generato veramente ha rigenerato la squadra. Vediamo il proseguo della partita. Le squadre sono già negli spogliatoi, 10 minuti di pausa per noi. Ricordiamo che Firenze è avanti sul punteggio di 39-36 e con questo vantaggio sarebbe quest'oggi prima nel girone, dunque in Serie B. Dicevamo pausa per noi, poi torniamo in diretta dal Palamellano di Sesto per raccontarvi il secondo tempo di Sustentu ENIC Firenze. Tutto pronto al Palamellano di Sesto per la ripresa del gioco. 39-36 il punteggio dopo i primi 20 minuti in favore dell'ENIC Firenze, che con questo scarto sarebbe già quest'oggi in Serie B. Mauro Graviano, Nicola Elia, Mirko Pilo, Edoardo Melis e Fabio Villani in quintetto per il Sustentu Sesto. Dunque coach Marco Magro, già una gran notizia. Edoardo Melis ha recuperato da quell'infortunio al mignolo della mano sinistra ed è nuovamente a disposizione. Sì, Melis di nuovo in campo, intanto infrazione di passi del numero 20 di Firenze. Sì, Melis di nuovo in campo, vediamo con quale... Vedo che ha le dita fasciate. Rabaglietti, Puccioni, Filippi, Marotta, anzi Nardi e Santomieri. Questo invece è il quintetto dell'ENIC Firenze in questo inizio di terzo quarto. Mauro Graviano intanto gestisce questo possesso dal palleggio. Nicola Elia cerca uno scarico, non riesce però a trovarlo all'indirizzo di Edoardo Melis. L'ultimo tocco è stato però della difesa e allora rimessa dal fondo per i Pirati, che vanno a rimettere con Fabio Villani. 9 minuti e 16 al termine del terzo quarto. Fabio Villani cerca uno scarico per Nicola Elia, stoppato però Nicola Elia, parte il contropiede dell'ENIC con Rabaglietti, il ritorno difensivo di Villani e poi quello di Elia che riesce a salvare questo pallone con un numero incredibile. Dall'altra parte Mauro Graviano, l'arresto di Mauro Graviano che attende l'arrivo di Nicola Elia. Nicola Elia che chiama lo schema, preso in consegna da Puccioni, vediamo se lo batte dal palleggio. Nicola Elia in mezzo alle gambe, mano sinistra, Nicola Elia ha sporcato il pallone da Santomieri che prende abbondantemente anche la mano. Fallo per Santomieri, dovrebbe essere il secondo della sua partita, anzi è il primo, e viaggio in lunetta per Nicola Elia, esperto giocatore del Sustentu, classe 1976 per lui, ha trascinato i Pirati soprattutto nel corso della seconda parte di stagione e ora è pronto in lunetta per due liberi. Il primo va a segno per Nicola Elia, che ricordiamo nel corso del primo tempo è stato sanzionato anche con un fallo tecnico un po' nervoso. Nicola Elia qui fa 1 su 2, meno 2 allora Sustentu, 39-37, 8:45 per chiudere il terzo quarto. Nardi dal palleggio attende l'uscita dei blocchi di Rabaglietti, Rabaglietti che blocca a sua volta e poi il pallone che circola. Santomieri ancora per Rabaglietti, fallo di Villani che si fa ingolosire dalla possibilità di recuperare il pallone. Arriva il fallo, secondo della sua partita, Fabio Villani che si deve amministrare. Sì, anche se io in questo frangente fossi stato nei panni dell'arbitro non so se mi sarei sentito di fischiare il fallo. E intanto vediamo che ci sarà anche un richiamo con molta probabilità per l'allenatore di Sustentu Sassaro. Si canta
in tribuna al Palamellano. I tifosi provano a dare la carica ai bianco-blu che ora devono difendere. Nardi a rimettere in gioco, prova a smarcarsi Rabaglietti, ancora Villani forte in difesa su di lui. Rabaglietti riceve il passaggio consegnato, cerca la penetrazione con la mano destra, arresto e tiro di Rabaglietti, giocatore di una classe infinita. Canestro del +4 Firenze sul 41-37. Mamma mia, Rabaglietti tenuto a bada nella gara d'andata con appena 12 punti a segno. Qui si sta prendendo la scena con grande classe Stefano Rabaglietti, classe 1983, lo ricordiamo, per lui uno dei pochi giocatori esperti nelle fila dell'Enic Firenze. Esperto lo è anche Nicolelia, che qui va a prendere la linea di fondo, cerca la conclusione in reverse, non trova la via del canestro, potrà andare in lunetta comunque con due liberi sul punteggio, lo ricordiamo, di 41-37, 8 minuti 3 secondi per chiudere il terzo quarto di gioco. Le proteste da parte di Puccioni, che va a spiegarsi con uno dei due arbitri. Mauro Graviano provvede in prima persona ad asciugare il parquet. Il silenzio ancora del Palamellano per favorire la concentrazione di Nicolelia, applaudito ora dal suo pubblico. Marco Sassaro va a dare indicazioni a Fabio Villani. Sicuramente la difesa su Rabaglietti è l'oggetto, insomma, del dialogo tra i due. Beh, sicuramente sì. Adesso ho visto già nelle prime azioni su Stentu che cerca di giocare uno contro uno e arrivare fin sotto, e questo è un modo da agire che sta portando dei risultati. Sbaglia il primo libero Nicolelia, sono errori questi che Nicolelia deve cercare di limitare il più possibile. Fa 1 su 2, ha un gesto di stizza dopo l'esecuzione, accorcia comunque sul meno 3 su Stentu. 41-38, 8 minuti esatti per concludere il terzo quarto, consegnato di Filippi per Nardi, poi Rabaglietti ancora accoppiato con Villani, si va sotto da Santomieri, lo va a prendere Nicolelia, passaggio sotto, intercettato però da Sustento, che ora prova a ripartire con Mauro Graviano. Graviano si arresta, decide di mettere un po' di ordine nel playmaker del Sustento, accoppiato con Santomieri, si arresta e prende il tiro, la manda a segno, carica il pubblico. Mauro Graviano. Sì, avete visto come si allargano adesso i giocatori di Sustento per favorire l'uno contro uno del giocatore con la palla. Meno 1 su Stentu, 41-40 il punteggio, attacca Puccioni per Rabaglietti, pick and roll tra i due. Rabaglietti tenuto forte ancora da Villani, la palla ancora sotto per Puccioni, prova a girare sul perno Puccioni, palla recuperata, anzi no, da parte di Mirko Pilo, che si era gettato con grande generosità su questo pallone vagante. Firenze che potrà rimanere in zona d'attacco con 24 secondi per il tiro conciliabolo tra gli arbitri. Vediamo se c'è una sistemazione sul cronometro. Uno dei due arbitri va a consultarsi con il tavolo dei cronometristi. Ricordiamo 7 minuti e 12 secondi al termine del terzo quarto. Rimessa dal fondo per Firenze, Firenze in vantaggio di una lunghezza sul 41-40. Le indicazioni in panchina da parte di coach Marco Sassaro. Nardi è pronto a eseguire la rimessa. Intanto il cronometro viene sistemato su 5 secondi per l'attacco di Firenze. Nardi prova a smarcarsi sotto Puccioni, non riceve invece Filippi. La solita partenza in palleggio per Filippi, infrazione di passi forse per Filippi, scade il cronometro dei 24. Palla persa da Firenze, si carica ancora il pubblico di casa. Sustento che ora ha in mano il pallone del possibile sorpasso. Nicolelia va a eseguire la rimessa, ancora l'urlo del Palamellano. Ricordiamo intanto che siete in diretta su directasport.it e su sardegnasport.com, in sinergia ancora per regalarvi questo importantissimo match. Villani da 3, errore per Villani, rimbalzo di Filippi e poi il pallone ceduto all'indirizzo di Nardi. Sarebbe stato un canestro fondamentale questo per il Sustento. Nardi va a sfondare, non se ne accorgono gli arbitri e poi canestro da 3 punti realizzato da Santomieri. Qui sfondamento evidente, non sarebbe stato, insomma non sarebbe mai arrivato in caso di fischio questo canestro. Gli arbitri hanno valutato così, anche io avrei fischiato sfondamento, ad essere sincero.
Mirko Pilo fuori per Villani. Nicola Elia si deve affrettare, 2 secondi per il tiro di Nicola Elia corto, recupera il rimbalzo e viene stoppato però Nicola Elia, rimessa in attacco in favore del Sustentu. 13 secondi per il tiro dei Pirati. Fabio Villani andrà a eseguire la rimessa, coach Lapo Salvetti in piedi a dare indicazioni ai suoi ragazzi. 6 minuti e 17 per chiudere il terzo quarto. Mirko Pilo prova la penetrazione, va fuori da Graviano, controllato da Rabaglietti. Nicola Elia si sente carico e manda a segno il tiro da 3 punti. Quando serve risponde presente Sant'Elia, canestro del -1, 44 a 43. Ancora una bolgia il palamellano Rabaglietti, canestro ancora per Rabaglietti, che davvero si fa beffe della difesa del Sustentu. Riporta Firenze avanti sul +3, 46 a 43. Nicola Elia fuori per Villani, Villani che torna da Mauro Graviano, il playmaker del Sustentu, va in mezzo alle gambe, si arresta, fuori ancora per Villani che prende la linea di fondo, fa rimbalzare la sfera sulle gambe di Nardi e guadagna una rimessa dal fondo in una situazione che era diventata piuttosto intricata. +3, lo abbiamo detto, Firenze 46 a 43. Villani a eseguire la rimessa, 7 secondi per il tiro del Sustentu, arresto e tiro per Pilo, ancora lui Mirko Pilo a regalare il nuovo -1 al Sustentu. Ora però c'è bisogno di una difesa forte per i Pirati. Il blocco di Rabaglietti per Nardi, prova a smarcarsi Filippi che riceve in questo istante, preso in consegna da Graviano. Filippi, penetrazione in mano sinistra, scarico sotto per Puccioni, il fallo che non arriva su Puccioni che si dispera, recupero per il Sustentu. Nicola Elia la finta, lo scarico fuori per Graviano, invitato al tiro Graviano, errore per Graviano, rimbalzo per Puccioni. Ritmi davvero molto alti a questo punto del match, con Rabaglietti che va fuori da Puccioni, il palleggio di Puccioni, fuori c'è ancora Rabaglietti dopo il blocco portato da Santomieri. C'è un fischio arbitrale, fallo di Nicola Elia e rimessa in attacco per Firenze, secondo fallo della partita di Nicola Elia. Pronto un cambio nelle fila dell'Enic con Passoni che tornerà sul parquet al posto di Puccioni. 4 minuti 47 secondi al termine del terzo quarto, +2 Firenze, anzi +1 Firenze, scusate, 46 a 45 il punteggio a questo punto del match. Rimessa per Rabaglietti, fuori per Nardi, il blocco di Santomieri, ancora Nardi per Santomieri, concesso il tiro da 3 a Santomieri che per fortuna il Sustentu stavolta sbaglia, ma c'è il rimbalzo di Filippi, atterrato e fallo antisportivo di Nicola Elia che davvero non mi sento sinceramente di condividere, soprattutto alla luce di un fallo simile non fischiato nel corso del primo tempo su Edoardo Melis, ma questa è la decisione degli arbitri. Fallo antisportivo per Nicola Elia, terzo fallo della sua partita. Filippi che rimane a terra e purtroppo sembra essersi fatto male. Nicola Elia va a protestare. Coach Marco Magro, come hai visto la situazione? No, io ho visto un'azione di gioco dove Elia è andato ovviamente a cercare la palla, poi ci sta che abbia fatto un fallo, io non lo metto in dubbio, ma da qui a giudicarlo antisportivo mi sembra veramente un'assurdità. Ho avuto la stessa sensazione, come dicevo, alla luce di una situazione simile, tra l'altro vissuta nel corso del primo tempo. Pensavamo che il metro arbitrale fosse differente, intanto nulla di grave, sembra almeno essere così per Filippi che si alza, però deve uscire Filippi, speriamo che sia in grado anche lui di riprendere il gioco. Successivamente è tornato in campo intanto Jacopo Beconcini nelle fila di Firenze. Beconcini, classe 1994, molto giovane anche lui, c'è da amministrare il fallo antisportivo combinato in precedenza a Nicola Elia. 4 minuti e 38 secondi, Beconcini in lunetta per questo libero che va a segno. Ancora un tiro a cronometro fermo per Jacopo Beconcini che porta sul +2. Firenze rimane +2 perché sbaglia il secondo libero Beconcini. 47 a 45, 4 e 38 al termine del terzo quarto. Passoni a eseguire la rimessa,
difesa forte su Nardi, allora riceve il numero 12 Beconcini. Passoni, passaggio consegnato di Santomieri, ancora per Passoni, va a prenderlo lontano da canestro Edoardo Melis, prova la ricezione profonda Santomieri che poteva bloccare Passoni da 3 punti, errore, tocca a rimbalzo Santomieri che recupera la sfera, gestisce molto bene il piede perno e realizza il canestro del +4 Firenze sul 49-45. Quando si parla di centimetri e di fisicità, Firenze ha sempre qualcosa in più. Sì, non lo scopriamo adesso. Tutta la partita che lo ripeto, adesso vediamo se Sustentu riesce a giocare. Intanto vedete gli aiuti difensivi e Villani riesce a trovare uno spazio. Canestro importantissimo per Fabio Villani che si sblocca, -2 Sustentu, 49-47, la carica, la grinta del capitano ad arringare il pubblico del Palamellano. Rabaglietti da 3 punti, Rabaglietti secondo ferro, stavolta finalmente arriva un rimbalzo, lo conquista Mirko Pilo, dall'altra parte c'è già Mauro Graviano da 3, Nicola Elia la sua battonella, canestro, Nicola Elia, +1 Sustentu, 50-49, 3-16 per chiudere il terzo quarto. Passoni per Rabaglietti, dentro da Santomieri, gran giro sul perno per Santomieri che segna, ma il canestro non è valido, il fallo era stato commesso prima del tiro. E allora vediamo come i due arbitri gestiscono questa situazione. Pronto sul cubo dei cambi, intanto Gianmarco Fois, esce Edoardo Melis, non al meglio dopo l'infortunio al mignolo della mano destra subito in precedenza. Cambio per Firenze, esce Beconcini, entra Puccioni, rimessa dal fondo dopo il fallo su Santomieri commesso in precedenza, rimessa dal fondo che verrà eseguita da Leonardo Nardi. Protesta intanto della panchina del Sustentu con Cesare Orani che va a parlare con il pubblico a fondo campo. C'è da richiamare all'ordine, fare indietreggiare di qualche passo i ragazzi che in maniera encomiabile anche quest'oggi stanno sostenendo il Sustentu, lo hanno fatto anche nel corso delle precedenti partite, suscitando la simpatia anche delle squadre avversarie, soprattutto di Fabriano, Janus Fabriano, con cui è nato davvero un bel gemellaggio tra società ma non solo, anche tra tifoserie. E salutiamo dunque i ragazzi marchigiani che stanno giocando in questo momento, ma che se non stessero giocando sicuramente sarebbero davanti allo schermo per tifare Sustentu. Intanto fallo su Nardi che è andato via davvero con una velocità incredibile in precedenza. 3 minuti 1 secondo per chiudere il terzo quarto. Fallo su Nardi, ancora rimessa dal fondo, +1 Sustentu sul 50-49. Cambio ancora per Firenze, tutto ok fortunatamente per Filippi che può tornare in campo, riprende posto sul parquet. Discutono intanto anche i giocatori del Sustentu, mentre Leonardo Nardi è pronto in lunetta, classe 97 per lui. Frastuono incredibile al Palamellano, errore col primo libero per Nardi, giovanissimo playmaker, davvero importante anche la sua prova quest'oggi. Fa 1 su 2 Nardi, allora nuova parità a quota 50 con 2,55 da giocare nel corso del terzo quarto. Poi fuori per Graviano, prova a smarcarsi Villani, difesa molto fisica di Nardi ai suoi danni, esce dai blocchi Pilo, preso in consegna da Filippi, la penetrazione di Pilo, c'è il fallo che viene fortunatamente ravvisato da parte degli arbitri. Mirko Pilo che andava a cercare la penetrazione forte con la mano sinistra, fermato in maniera fallosa, e allora avrà a disposizione 2 liberi Mirko Pilo. Fallo che in precedenza, se non sbaglio, era stato commesso da Passoni, giocatore in maglia numero 11. Pronto un cambio, primo ingresso in partita per Davide Melis che coach Marco Magro, dicevamo in precedenza a microfoni spenti, nella gara d'andata era stato fondamentale con la sua difesa su Rabaglietti. Sì, Davide è un grandissimo difensore, vediamo, suppongo venga messo
o su Rabaglietti o sul 23 Nardi, perché vedo che Nardi ha un cambio di passo che mette in difficoltà Pilo. Jolly difensivo importantissimo, Davide Melis che prende posizione in campo. Proprio in questo istante esce Mirko Pilo. 1 su 2 per l'esterno sassarese, nuovo vantaggio su Stentus sul 51-50, 2:38 al termine del terzo quarto. Nardi con qualche difficoltà, il pallone che però carambola nelle mani di Rabaglietti. Ancora Rabaglietti, prova la partenza su Villani, palla persa da Firenze, l'urlo ancora di Fabio Villani, palla persa da Rabaglietti, difesa fortissima di Villani qui, che è andato finalmente a mettere in serissima difficoltà Stefano Rabaglietti. Coach Lapo Salvetti è costretto a chiamare timeout, più 1 su Stentus, 51-50, 2 minuti e 29 secondi al termine del terzo quarto. Si torna a giocare al Palamellano, più 1 su Stentus. Mauro Graviano fuori per Gianmarco Fois, fronteggiato da Puccioni. Il taglio di Davide Melis, si va fuori da Nicola Elia, poi ancora Davide Melis che consegna il pallone all'indirizzo di Mauro Graviano. Rabaglietti gli lascia lo spazio per il tiro, Mauro Graviano però non prende nemmeno in considerazione l'idea di tentare la conclusione. Villani sotto per Fois, infrazione evidente qui di 3 secondi per Gianmarco Fois, che si era attardato un po' troppo nel pitturato. Sì, però adesso Gianmarco Fois faceva osservare giustamente all'arbitro che nella nostra area bisogna fischiare lo stesso, vedremo. Nardi dal palleggio per Firenze che deve inseguire una lunghezza, pallone fuori per Lorenzo Passoni. Ora Rabaglietti dentro da Puccioni contro Fois, va a sfondare, sfonda Puccioni, finisce a terra Gianmarco Fois, che qui ci ha messo un'altra giocata delle sue. Grandissimo Gianmarco Fois, anche se non so se avesse i piedi dentro lo smile, comunque un'azione abbastanza dubbia. Terzo fallo intanto per Samuele Puccioni, esperto pivot dell'Enic Firenze. Vedremo come amministrerà allora il suo centro coach Lapo Salvetti. Su Stentus in attacco ora con Mauro Graviano, ancora sfidato al tiro, prova a tagliare dentro Fois, trovato Melis che però non riesce a trovare la giusta misura da sotto canestro. Potevano essere 2 punti davvero importanti questi per il Stentus. Nardi per Passoni, prova a prendere la linea di fondo, qui ancora una difesa difettosa stavolta da parte di Davide Melis, che cercava di contenere la partenza bruciante di Lorenzo Passoni, rimessa dal fondo per Firenze. 90 secondi al termine del terzo quarto, sempre più 1 su Stentus. Intanto c'è bonus, infatti questo appena commesso era il quinto fallo di squadra, non me ne ero accorto. Quinto fallo di squadra per il Stentus, dunque liberi per Passoni che sbaglia il primo dei 2 liberi a sua disposizione nel frastuono incredibile del Palamellano. Ancora Passoni, 1 su 2 per Passoni e nuova parità, stavolta a quota 51. Velocissimo il Stentus già dall'altra parte con Graviano, fuori per Villani, reclama il pallone Fois, si torna fuori da Villani, Nicola Elia a far circolare ancora per Mauro Graviano. Mauro Graviano prova la penetrazione, va dentro e segna Mauro Graviano, canestro del più 2 ora su Stentus, 53-51. Nardi fuori per Passoni, lo va a prendere in consegna Davide Melis, il paglione che è già per Rabaglietti. Puccioni spalla a canestro, prova a sfruttare il mismatch con Fois, vola a rimbalzo dopo l'errore Filippi, palla dentro per il numero 11 Passoni, non trova però la giusta misura Firenze. Allora altro recupero per il Stentus, 45 secondi al termine del terzo quarto. Graviano dal palleggio, il blocco di Elia, ancora Graviano che mette la retromarcia e prova ad attaccare Filippi, la palla fuori per Villani che ha spazio da 3, Villani, errore di Villani, rimbalzo di Davide Melis che subisce il fallo di Nardi. Qui giocata importante anche da parte di Davide Melis. Sì, questo è un bel rimbalzo di Davide Melis che mostra il suo solito carattere combattivo. Bella iniziativa di Davide. Adesso esce Villani per gli ultimi 30 secondi per rifiatare, per avere il fiato giusto per l'ultimo quarto. Segna il primo libero Davide Melis, più 3 su Stentus, 54-51. Ancora una chance
per Davide Melis, 2 su 2, e allora più 4, 55-51, 30 secondi al termine del terzo quarto. Attacca Firenze con Marotta che è tornato sul parquet, la palla fuori per Rabaglietti e poi consegnato ancora per Marotta, riceve Filippi, fuori per Rabaglietti, arresto e tiro di Rabaglietti cadendo all'indietro, ancora canestro di classe. Rabaglietti a segno per il nuovo -2 Firenze. Non abbiamo più parole per sottolineare quanto sia fenomenale Stefano Rabaglietti in angolo. Pilo da 3 punti, Pilo cortissimo il suo tiro, rimbalzo di Fois che poi si prende il tiro allo scadere, la manda a segno, buzzer beater incredibile di Gianmarco Fois, canestro del più 4 su Stentu, 57-53. Più 4, come detto, al termine del terzo quarto. Il punto esclamativo lo ha messo Gianmarco Fois. Ora 2 minuti di pausa e poi torniamo in diretta, pronti a raccontarvi la volata finale di questo Sustentu Sestu ENIC Firenze. 57-53 il punteggio in favore del Sustentu Sestu. Quando siamo pronti a entrare nell'ultimo quarto di gioco, il Sustentu ci arriva nella maniera migliore possibile, ovvero con quel canestro a fil di sirena realizzato al termine del terzo quarto da Gianmarco. Poi qui Rabaglietti rischia di uscire dal campo col pallone in mano, ha recuperato il Sustentu. Ora Nicola Elia vuole ragionare, attende l'arrivo di Mauro Graviano. Mauro Graviano dal palleggio si fa beffe di Filippi e poi va a subire il fallo di Puccioni. Quarto fallo probabilmente commesso da Puccioni e tegola questa per coach Salvetti che richiama subito in campo Santomieri. Sì, quarto fallo, dicevi bene. Quarto fallo, vabbè, non è che... Firenze fa ruotare però molto bene i lunghi, ne ha tanti a disposizione. Non è che cambi granché, è uscito un 2-5, è entrato un 2-2, ma va bene così. Errore col primo libero per Graviano. È entrato Santomieri, dicevamo in precedenza, al posto di Puccioni, gravato di 4 falli. 0 su 2 per Graviano, intanto che non è riuscito a convertire i liberi a sua disposizione. Dall'altra parte Vieri Marotta per Firenze, chiama lo schema, Rabaglietti si fa vedere, prende la tripla, la sbaglia però, rimbalzo di Passoni, onnipresente Lorenzo Passoni. Lo sottolineiamo una volta di più, giocatore classe 1997, Pino Dragos, che ha davvero un futuro molto roseo davanti a sé con questi ragazzi, davvero di grande talento. Qui probabilmente fallo di Marotta su Graviano, non è così secondo gli arbitri, protesta e ha ragione a mio avviso Mauro Graviano. Qui il fallo viene finalmente fischiato su Nicola Elia. 9 minuti 8 secondi al termine del match, più 4 su Stentu, 57-53. Fabio Villani è pronto a tornare in campo, esce Davide Melis, giustamente applaudito perché ci ha messo davvero tanta energia. Ah sì, non poteva trovare un cambio migliore. Rimessa dal lato per il Sustentu, Mirko Pilo è già pronto a eseguire, prova a smarcarsi Graviano, riceve invece Gianmarco Fois, preso in consegna da Santomieri. Fois prova a sfilarlo, spalle a canestro, Fois che mette in difficoltà Santomieri, guadagna il fallo, è il terzo di questo ultimo quarto, già se non ho visto male per Firenze. E questa è una notizia importante per il Sustentu, già 3 falli commessi da Firenze quando mancano 9 minuti e 3 secondi al termine dell'ultimo quarto. Rimessa dal fondo per il Sustentu con Fabio Villani, si smarca e riceve Gianmarco Fois, preso in consegna da Passoni. Ancora Fois che prova ad andare spalle a canestro, prova a prendere posizione, poi gran scarico di Fois per Villani. Nicola Elia tripla frontale, Nicola Elia secondo ferro, qui rimbalzo di Passoni che sale più in alto di tutti, consegna poi il pallone all'indirizzo di Rabaglietti, parte velocissimo Marotta per Firenze, Marotta fuori per Rabaglietti, poi il pallone per Passoni. Filippi amministra il possesso, vuole ragionare Firenze, ora leggermente in difficoltà Rabaglietti, si deve inventare qualcosa. 4 secondi per il tiro di Firenze, Rabaglietti ancora in precario equilibrio, tocca solamente a rimbalzo Nicola Elia, va dentro Filippi, fallo di Mirko Pilo che va a rovinare addosso a Filippi che lo aveva fatto secco con una gran finta. Dovrebbero esserci, anzi ci saranno sicuramente 2 liberi a disposizione per Filippi. Sì, Andrea Filippi, giocatore del 97, anche lui 8,22
alla conclusione del match. Sempre più 4 su Stentu sul 57-53, mentre Andrea Filippi è pronto a battere i due liberi a sua disposizione. Ancora l'urlo del Palamellano. Intanto mi sono distratto per un attimo perché il Sustentu ha provveduto a un altro cambio. Esce Fois, torna sul parquet Edoardo Melis, che coach Marco Magro speriamo non sia condizionato troppo dall'infortunio subito nel corso del primo tempo. Io dico soprattutto dal punto di vista mentale. Ma mentalmente non mi sembra che sia particolarmente condizionato. Bisogna vedere che non soffra veramente. Intanto sbaglia il primo tiro libero, vediamo il secondo, auguriamoci che... buono. 1 su 2 per Filippi, 54-57, meno 3 Firenze. Ora Mauro Graviano che qui per un attimo si palleggia sul piede, la difesa forte da parte di Marotta, poi ancora Mauro Graviano a gestire questo possesso, c'è Santomieri su di lui, vediamo se lo batte dal palleggio, lo scarico fuori di Graviano per Mirko Pino, da 3, più 6 su Stentu, 60-54. Vediamo come risponde Lenico ora con Passoni. Marotta prova a prendere posizione, Filippi che riceve in questo istante, lo prende in consegna Elia, Filippi la finta, piede perno, prova a guadagnare spazio in frazione di passi però da parte di Filippi. 60-54, Sustentu che mantiene il più 6 a 7 minuti e 46 dal termine del match. Time out in campo, lo ha chiamato coach Leapo Salvetti. Sette minuti e 45 ancora da giocare, più 6 su Stentu, 60-54 e subito una notizia, coach Salvetti allunga la difesa. Sì, apparentemente, però poi sono tornati sui loro passi, speriamo che l'allunghino, per noi dovrebbe essere un vantaggio. Villani dentro per Pilo, trascinatore del Sustentu qui cadendo all'indietro per poco, non trova ancora il canestro, fallo su Edoardo Melis che va forte a prendere posizione a rimbalzo, si guadagna il fallo della difesa che dovrebbe mandarlo in lunetta per 2 liberi. E così Edoardo Melis, ci interrogavamo, o meglio io mi interrogavo in precedenza sulla sua condizione mentale dopo l'infortunio che gli è capitato nel corso del primo tempo. Direi che ha risposto assolutamente in maniera importante. Edoardo Melis che segna anche il primo tiro libero e porta il Sustentu sul più 7, 61-54 il punteggio. Ancora Melis, 2 su 2, 62-54, massimo vantaggio della partita per il Sustentu sul più 8, 62-54, come detto 7-15 per chiudere il match. Nardi dal palleggio, prova a smarcarsi Passoni, non può ricevere, Santomieri lontano da canestro, prova a partire, fallo commesso da Edoardo Melis, è il secondo di questo ultimo quarto nelle fila del Sustentu. 7 minuti e 8 secondi rimessa dal lato in favore di Firenze. La formazione campione di Toscana contro la formazione campione di Sardegna. Quest'oggi in palio c'è un posto nella prossima Serie B di basket, consegnato di Filippi per Rabaglietti, Rabaglietti va dentro, trova un gran corridoio ma sbaglia da sotto, rimbalzo di Graviano che porta il pallone in zona offensiva, attende l'arrivo dei compagni, ancora Mauro Graviano, c'è pronto Edoardo Melis per il blocco, Villani dall'angolo, errore per Villani e non di poco con il tiro dall'angolo, il capitano del Sustentu. Dall'altra parte Nardi ha lo spazio per il tiro, non si fida però della sua mano Leonardo Nardi che preferisce andare sotto da Santomieri. Santomieri accoppiato con Melis, trova lo spazio per il fade away, Rabaglietti e Villani si allacciano al rimbalzo. Fallo che secondo gli arbitri è stato commesso dal capitano del Sustentu. Là sotto si gioca anche di esperienza, anzi soprattutto di esperienza. Soprattutto di esperienza. Villani ha agganciato Rabaglietti, ma Rabaglietti ha tanta se non più esperienza di Villani, quindi lì vince chi è più furbo. Terzo fallo per Fabio Villani, è già pronto a entrare in campo Gianmarco Fois che però sostituisce Edoardo Melis, rimane in campo. Allora, nonostante sia aggravato di 3 falli, Fabio Villani 6-33 per chiudere il match. Più 8 su Stentu sul 62-54, rimessa per Firenze. Rabaglietti arresto il tiro dall'angolo, solo tabellone, ultimo tocco a rimbalzo che è stato di Firenze. E così, e questa è la segnalazione arbitraria allora rimessa dal fondo per il Sustentu. Nicolelli ha già rimesso in gioco per Mauro Graviano
Graviano fuori per Gianmarco Fois, prova a smarcarsi Mirko Pilo, dall'altra parte c'è Fabio Villani, riceve invece Nicola Elia, preso in consegna da Filippi, lontano dal canestro, partenza in palleggio per Nicola Elia, partenza stessa mano, stesso piede, come spesso succede, arriva l'infrazione di passi. No, era proprio infrazione di passi, non era stessa mano, stesso piede, ogni tanto capita anche ai migliori. Palla persa allora dal Sustentu, sempre in vantaggio di 8 lunghezze, 6 minuti e 8 secondi al termine del match. Nardi, passaggio consegnato di Filippi al suo indirizzo, si va sotto per Rabaglietti contro Villani, soluzione interessante questa, Rabaglietti spalle a canestro contro Villani, una soluzione che raramente avevamo visto nel corso di questa partita. Beh sì, perché comunque soffre la marcatura di Villani che è abbastanza tignoso. Quindi adesso la metterà sul piano fisico, mettendosi spalle a canestro, essendo più prestante potrà avere dei vantaggi. Intanto Pilo da 3 punti, ancora canestro quasi allo scadere del cronometro dei 24 più 9, nuovo massimo vantaggio della partita per il Sustentu sul 65-56. Passoni fuori per Nardi, prende il tiro dalla lunga distanza, primo ferro, gran taglia fuori di Fois su Puccioni e qui c'è un fischio arbitrale per coach Marco Sassaro, fallo tecnico per la panchina, si infuria Mirko Pilo, davvero dalla nostra postazione è impossibile sapere cosa abbia detto coach Marco Sassaro. È curioso però quantomeno notare che nel corso di un'azione concitata l'orecchio e lo sguardo, l'attenzione dell'arbitro fossero connesse non all'azione di gioco quanto a quello che stava dicendo un allenatore in panchina, una situazione questa che davvero mi lascia abbastanza sconcertato. Comunque fallo tecnico per coach Marco Sassaro che non se ne fa una ragione. Ma infatti dici bene, cioè, con questo caos io sfido chiunque a sentire. Cioè non so che cosa abbiano capito, cosa abbiano sentito o cosa abbiano visto. Deve cercare il Sustentu di non farsi condizionare da questo fallo tecnico, ricordiamo chiamato all'indirizzo di coach Marco Sassaro. Qui grande difesa di Pilo, d'anticipo su Puccioni, poi fuga in contropiede di Nicola Elia, recupera però Graviano che ora riesce a dare all'indirizzo di Mirko Pilo, vuole ragionare ora il Sustentu con Mirko Pilo dal palleggio. 4,55, Mirko Pilo ancora mano sinistra, la palla fuori per Villani, Nicola Elia da 3 punti, Elia canestro del più 11, 68-57, 4,39. Passoni dall'altra parte anche lui da 3 punti, errore di Passoni, tap out, Rabaglietti controlla il pallone, ancora Rabaglietti fuori per Puccioni. Nardi vuole riniziare da capo, 8 secondi per il tiro di Firenze, Nardi, l'arresto, il tiro di Nardi è corto ma prima c'era stato il fallo di Gianmarco Fois. Sì, il fallo di Gianmarco Fois, ci stava tutto, peccato per quel rimbalzo non preso. 4,23 al termine del match, più 11, massimo vantaggio della partita per il Sustentu Sestu, 2 liberi per Nardi che ha subito in precedenza il fallo di Gianmarco Fois, errore però col primo libero per Leonardo Nardi che patisce probabilmente a questo punto del match in maniera anche abbastanza comprensibile la stanchezza oltre che la giovane età. 0 su 2 per Nardi, rimbalzo di Elia che chiama Mauro Graviano. Sale alto il tifo al Palamellano, Nicola Elia ancora per Mauro Graviano, sale ora Gianmarco Fois per il blocco, ancora fuori Nicola Elia che sfida dal palleggio Filippi, il giro sul perno, Rabaglietti che lo mette in difficoltà, gli tocca il pallone, contropiede per Rabaglietti, Graviano sporca il pallone, si tuffa Pilo che recupera, che giocata difensiva qui di Mirko Pilo e poi fallo su Graviano, fallo della difesa e canestro valido se non ho capito male. Ora un po' di confusione in campo, proviamo a capire cosa è successo. Intanto quinto fallo di Samuele Puccioni che è andato a spendere il fallo su Graviano e dunque deve uscire dalla partita, non c'è canestro bonus, si rimane sul 68-57. Graviano però avrà a disposizione 2 tiri liberi. Sbaglia il primo Mauro Graviano, si rimane sul più 11, riepiloghiamo dunque quanto è successo in precedenza, palla recuperata
di pura generosità da parte di Mirko Pilo. Contropiede per il Sustentu, Mauro Graviano si è lanciato in contropiede e ha subito il fallo di Puccioni. Quinto fallo per il pivot di Firenze, che dunque è uscita dalla partita. Più 12 ora per il Sustentu per effetto dell'1 su 2 di Graviano, ma accorcia subito Firenze dall'altra parte. Gran scarico sotto per Filippi, meno 10, 5-9, 6-9 in favore di chi attacca. 3-32 per chiudere il match. Nicola Elia, Graviano, ancora Graviano preso in consegna da Rabaglietti, vediamo se lo attacca, prova a smarcarsi Villani che riceve in questo istante in punta, poi il passaggio per Mirko Pilo, 5 secondi per il tiro del Sustentu. Mirko Pilo si deve inventare qualcosa da 3 punti, Mirko Pilo, primo ferro, lotta rimbalzo Graviano che però riesce a conquistare, scusate, un provvidenziale extra possesso. Ancora Graviano, mano sinistra, Graviano sotto, fuori per Elia da 3 punti, Elia ancora un errore per Sustentu che davvero si mangia le mani. 2 triple ben costruite che non sono andate a segno. Fallo in attacco di Passoni su Mirko Pilo. Coach Marco Magro, puoi dire 2 parole sulla prestazione difensiva soprattutto di Mirko Pilo? Pilo oggi MVP tutta la vita, ha giocato su tutti i fronti, in attacco, in difesa, ha tirato, passato, veramente un gran giocatore oggi. Mirko Pilo, un uomo solo al comando. Più 10 Sustentu, 2:48 per chiudere il match. Mauro Graviano dal palleggio arriva per il blocco Nicola Elia, difesa forse oltre il limite da parte di Nardi, ha ricevuto comunque Nicola Elia. Ancora Nicola Elia sulla difesa di Filippi. Nicola Elia dal palleggio, 3 secondi, la tripla frontale di Elia, secondo ferro, lotta a rimbalzo Gianmarco Fois che però va a spendere il fallo su Filippi. Protesta ora Gianmarco Fois che deve però stare calmo perché il Sustentu deve iniziare anche ad amministrare questo vantaggio che è importante. Più 10 a 2 minuti e 28 secondi dal termine. Sì, adesso bisogna giocare col cronometro. Ricordiamo che abbiamo la possibilità di, facendo le corna, di perdere di 2 punti, quindi siamo di fatto a più 12. Vediamo un po' come interpreteranno la gara i giocatori in questi ultimi 2 minuti e mezzo. Ha fatto bene coach Marco Magro a ricordarlo. Dunque il Sustentu ha a disposizione 2 risultati, può vincere oppure perdere con uno scarto inferiore alle 3 lunghezze in tutti gli altri casi. In Serie B quest'oggi ci andrebbe Lenic Firenze, time out in campo, l'ha chiamato coach Lapo Salvetti. Piccola pausa per noi. C'è Filippi in lunetta per Lenic Firenze a 2 minuti e 28 secondi dal termine del match. Filippi col primo libero, errore per Filippi, si rimane dunque sul 69-59 in favore dei pirati di coach Marco Sassaro che possono amministrare questa importantissima dote. 0 su 2 per Filippi, si lotta a rimbalzo, ultimo tocco dell'Accademia e dunque si rimane in attacco per Firenze che ci riprova allora con Nardi che è pronto da eseguire la rimessa. Il pallone consegnato per Rabaglietti che va a prendersi responsabilità in questo finale di partita. Ancora un canestro costruito dal nulla, talento puro per Stefano Rabaglietti. Qui Nardi prova a mettere in crisi Graviano che va a subire il fallo di Filippi. Bonus già speso da un pezzo per Firenze. Allora Mauro Graviano avrà a disposizione 2 liberi per cercare di riportare il Sustentu sul più 11 intanto, sul più 10 scusate, intanto quarto fallo per Filippi come mi fa giustamente notare coach Marco Magro. Mauro Graviano in lunetta, 2 liberi per lui, il primo va a segno, più 9 allora Sustentu, 2 e 11 per chiudere il match. Ancora Graviano, 2 su 2 per Mauro Graviano e più 10 ripristinato. 7-1, 6-1 in favore di chi difende. Nardi dal palleggio, fuori per Rabaglietti, ancora il palleggio di Rabaglietti, fuori per Santomieri, fa saltare Edoardo Melis da 3, Santomieri sfortunato, sale altissimo a rimbalzo però Filippi, Santomieri, la finta di tiro, poi Rabaglietti da 3, primo ferro, tocca a rimbalzo Edoardo Melis, Fabio Villani amministra il pallone, ora con 1:44 dal termine. Sempre più 10, lo ricordiamo, in favore del Sustentu Sesto. Nicola Elia fuori
per Mauro Graviano, ancora Graviano dal palleggio, il blocco di Edoardo Melis, qui allunga un braccio Nardi che va a spendere il fallo su Mauro Graviano. A buon gioco il sustento che, come dicevamo, può andare sempre a tirare in lunetta. Peccato, poverino, mi sembra si sia fatto male il Nardi, mi dispiace perché era un bel vedere, un bel giocatore. Anche lui classe 97, ad avercene di playmaker così giovani e soprattutto così bravi. Si tocca un adduttore, no, si è fatto proprio un problema muscolare. Peccato perché veramente è un piacere vederlo giocare. Lui e Rabaglietti mi hanno colpito particolarmente. Graviano a segno dalla lunetta e allora più 12 il sustento che diventa realtà. 7-3, 6-1, Rabaglietti fuori, la partenza in palleggio, lo scarico fuori per il tiro da 3 punti di Marotta, errore, vola a rimbalzo Santomieri che realizza il lay-up del meno 10 Firenze, 63-73. Graviano ora riceve il pallone, 1 minuto e 15, deve gestire il più 10 sustento con la maggior freddezza possibile. Fallo di Filippi su Elia, quinto fallo della partita, spinge in maniera evidente il numero 9 dell'Enic Firenze che deve dunque uscire da questa partita. 2 liberi per Nicola Elia che può presentarsi in lunetta con 2 liberi. Dicevamo coach Marco Magro, Filippi che è uscito anche in un altro 97. Davvero siamo quasi increduli nel notare la bravura di questi ragazzi del Pino Dragons. E quello che è entrato è un altro 97, quindi insomma hanno veramente una squadra con un futuro brillante. Enrico Pezzati, classe 97, con la calotta numero 14 è entrato in campo. 2 su 2 intanto per Nicola Elia, 7-5, 6-3 in favore di chi difende. Sustento che ora a 1 minuto dal termine vede lo striscione del traguardo, qui il recupero, Villani in contropiede, sbaglia però il capitano che ora deve tornare rapidamente in zona difensiva. Rabaglietti per Santomieri da 3, primo ferro per Santomieri. Intanto mi sono distratto perché Fabio Villani purtroppo si è fermato. Si torna a giocare al Palamellano, più 12 sustento, 40 secondi al termine. Mauro Graviano preso in consegna da Marotta, non sale Edoardo Melis per il blocco, viene ricacciato indietro dalle urla di Nicola Elia. Mauro Graviano vuole giocare l'1 contro 1, Mauro Graviano ancora in mezzo alle gambe, mano sinistra va dentro, Graviano! Canestro dal più 14 sustento, 77-63, il Palamellano ora è tutto in piedi, il sogno come detto sta prendendo forma. 13 secondi al termine e ora Firenze che non attacca, rinuncia a prendere il tiro, anzi lo prende Becconcini e poi il pallone che muore nelle mani di Edoardo Melis. Serie B, Serie B, Serie B, il sustento sesto è in Serie B, il sogno è diventato realtà, i Pirati sono in Serie B, la Cagliari del basket ritrova dunque la Serie B e il merito è tutto di questa società che è partita a fari spenti con una cavalcata trionfale, è riuscita a mettere in piedi un vero e proprio miracolo. Ora l'emozione è tanta, chiedo conforto a coach Marco Magro, quantomeno per farmi respirare un pochino. Grande, meritatissima promozione dell'Accademia che nonostante lo sfavore dei pronostici in questa fase nazionale chiude tutta la fase nazionale con il percorso netto senza neanche una sconfitta. Io auguro a Firenze di poter vincere lo spareggio perché veramente questa squadra merita quando l'Accademia alla Serie B. È il 4 giugno 2016, il sustento sesto è in Serie B, noi andiamo a effettuare il cambio microfono e poi ci tuffiamo nella festa dei Pirati.
Siamo tornati in diretta dal Palamellano di Sesto e ora andiamo a raccogliere le emozioni. Coach Mirko Pilo. Mirko, 2 battute, il sogno è diventato realtà, complimenti, ci hai messo veramente il cuore come tutti questo. Se lo meritava quella società, era il minimo che potessimo fare per tutto quello che ci hanno sempre dato. Non ci hanno fatto mai mancare nulla e questa piazza se l'è meritato. Oggi erano fuori con un caldo allucinante alle 3:30 a fare la fila per entrare al palazzetto. Se meritavano tutto questo, noi ci abbiamo messo il nostro. Arriva in scivolata Nicola Elia che rischia di infortunarsi sul più bello. Allora Nicola, dopo l'abbraccio con Mirko Pilo, cercheremo di farvi sentire la voce di tutti i pirati. E anche roba sua. Allora Nicola, raccontaci le tue emozioni. Hai vinto tanto in giro per l'Italia, questa però ha un sapore speciale. Però hai detto bene, in giro per l'Italia, qua non mi era mai capitato di vincere e quest'anno è stato un turbinio di emozioni perché abbiamo vinto praticamente 2 campionati, sembrava infinito, vincerlo a 40 anni con questi ragazzi è stato bellissimo. A chi la dedichiamo? A chi la dedichiamo? Beh, alla mia famiglia, mia moglie, mio padre, mia madre, mia sorella, che sono sempre vicini, che devono fare sacrifici come li devo fare io, che rubo del tempo comunque a loro. Però è tempo ben speso visto i risultati che abbiamo ottenuto. Grazie mille Nicola. A tutti. Allora con il nostro Alessandro Farris andiamo a prendere, se è possibile, il taglio della retina. Il Sustentu Sesto, lo ricordo, è in Serie B, una promozione sul campo. A Cagliari mancava da ben 11 anni, era il 2005 quando la Russo Cagliari, battendo Ferentino nella serie playoff, riuscì a ottenere la promozione nell'allora B2. Hanno replicato l'impresa dopo un'attesa infinita i pirati, che hanno raccolto l'eredità di quella società fondendosi con la scuola basket Sesto nel 2012. Intanto io chiedo al nostro Alessandro Farris di andare a seguire la festa dei pirati che stanno continuando a festeggiare a ridosso del canestro. Vado anche a caccia di altri ospiti. C'è qui Capitan Villani. Fabio, 2 battute da parte del capitano. Ti ho visto piangere a fine partita, raccontami la tua emozione. Questa è stata un'annata molto dura per via degli infortuni. Però ho lottato perché volevo dare una mano almeno alla fine ai miei compagni e spero di esserci riuscito. Sono stati grandi tutti e adesso godiamoci la festa. Vai a festeggiare Fabio, grandissima stagione di Fabio Villani e l'emozione è di tutti qui perché anche noi di Directa Sport l'abbiamo vissuta dall'interno questa cavalcata trionfale dei pirati. Ora a poco cercherò davvero di farvi sentire un pochino la voce di tutti mentre è festa grande sul parquet. Noi siamo sempre in diretta su directasport.it e su sardegnasport.com, anche in condizioni abbastanza avventurose in questo momento in mezzo alla calca. Io sto cercando coach Marco Sassaro, travolto dall'affetto dei suoi ragazzi, non lo vedo a portata di mano in questo momento. Sustentu Sesto che festeggia e avete sentito in precedenza Fabio Villani. C'è Marco Sassaro, allora, stavolta non puoi scappare coach Marco Sassaro, ci avviciniamo in favore di telecamera. Allora riavvolgiamo, stanno chiamando il coach, allora tengo palle, ti aspetto tra un po'. Coach Marco Sassaro, provo a fare melina, anzi con il nostro Alessandro Farris vi lasciamo sentire la festa del Palamellano e poi quando avremo degli ospiti al nostro microfono prenderemo nuovamente la linea.
Siamo finalmente pronti con coach Marco Sassaro per commentare dunque questa impresa, non c'è altro modo di definirla, coach. Una bellissima cavalcata iniziata ad agosto, cioè non so cosa dire, è un'emozione fortissima, bellissimo, bellissimo qui in casa nostra con la sofferenza degli infortuni, degli infortunati, riprendendola quando sembrava che potesse andare via gli avversari. Bellissima, un risultato figlio veramente di tantissimi padri. La società, i ragazzi, corro il rischio di essere banale, ma l'urlo anche di Cesare Orani. Abbiamo fatto, non lo so, credo una cosa bellissima. Personalmente non ricordo una cosa così bella, però nella magia di questo palazzetto, con questa gente che ci ha aiutato sempre, che anche oggi nel momento della difficoltà ci ha spinto, e noi, se fai l'errore di non ammazzarci, è molto probabile che resuscitiamo, e anche oggi l'abbiamo fatto. Io mi ricordo una telefonata con te dopo una partita persa in maniera abbastanza brutta contro l'Antonianum, uno sfogo il tuo, non sembrava vero a quel punto della stagione che si potesse arrivare a un traguardo del genere. Ci sono stati momenti difficili, a un certo punto qualcuno a marzo voleva il Sustentu nei playoff sardi perché era la squadra più debole, infortunata, ferita, e adesso guarda qua cosa avete combinato. Ci hanno, come ti ho detto sempre, arriva anche il bandierone, non hanno fatto altro che darci una mano, perché quella sera le preoccupazioni erano date dagli infortuni e dal fatto che da lì a 2 settimane iniziavano i playoff. Erano preoccupazioni lecite. Da quel momento in poi abbiamo giocato 13 partite e ne abbiamo vinte 12. Il mio pensiero corre ad Alessandro Secchi, uno di noi che purtroppo non ha potuto fare, ma ci ha portato in finale con una grandissima semifinale. Io tutta la vita ricorderò Ale per questo, ed è ovvio che questa società o qualsiasi componente di questa società lo aspetta. È una squadra, non lo so, è una squadra senza né capo né collo, una squadra di dopolavoristi, una squadra con un allenatore scarso, anziano, bollito. L'orgoglio dopolavorista è quello che emerge. Orgoglio dopolavorista, non lo so, credo che siamo riusciti a far vedere a una buona fetta d'Italia che possiamo fare sport senza stranieri, con allenatori del posto dopolavoristi. Orgoglio sardo, orgoglio della crescita del CNA sardo, che comunque ha dato, credo, natali sportivi a tantissimi buoni allenatori. Grazie mille coach, ti lascio andare a godere la festa, e allora vediamo se ci sono anche altri ospiti. C'è il presidente del comitato regionale Bruno Perra, una battuta in diretta per commentare questa impresa del Sustentu, una promozione sul campo nell'ambito maschile. A Cagliari mancava da 11 anni, c'è riuscita questa società che merita una nota di elogio. No, forse non basta una nota di elogio,
perché questo è un grandissimo risultato, figlio di un progetto che loro hanno sposato un paio d'anni fa, venendo a Sesto, costituendo una società, facendosi il loro campo, prendendo dei giovani, quindi facendoli crescere come Passaretti, Melis e tanti altri. Non possiamo che fargli i complimenti perché, ripeto, sentite queste urla, sono tutte meritate, hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. Società, staff tecnico e giocatori sono stati grandissimi, bravi, veramente. Grazie mille anche al presidente Perra. Chiedo intanto al nostro Alessandro Farris di continuare a riprendere la festa del sustento anche magari durante le interviste. C'è Marco Secci, general manager, lo abbiamo sentito nel pre-partita, molto teso, allora rispettiamo la scaramanzia anche a promozione acquisita perché è una cosa importante. Marco Secci, l'ho detto prima col presidente Perra, erano 11 anni che questa zona della Sardegna aspettava una promozione sul campo, c'è riuscita l'Accademia con questo progetto nato nel 2012, un progetto di una bontà assoluta certificata da questo risultato. È inutile dirti, siamo felicissimi, ma abbiamo dimostrato ancora una volta di essere squadra non solo dentro il campo, perché i ragazzi sono stati splendidi, anche per quest'ultima partita. Lo hanno dimostrato da settembre, siamo primi in classifica da settembre, non abbiamo mai mollato la testa della classifica e neanche mollato con la testa. Penso che sia meritato questo risultato perché comunque a partire dai coach hanno fatto un lavoro eccezionale, però come ti dicevo siamo squadra anche fuori dal campo e penso che questo sia il giusto premio per tutti quanti noi. Un saluto per esempio al vicepresidente Riccardo Fiorelli che oggi non era con noi, ma so che ci stava guardando ed era anche molto teso perché non poteva essere qui, ma so che starà gioendo con noi. E poi per tutti questi tifosi che hanno creduto nella bontà del progetto, come dicevi tu già da 4 anni fa. Penso che sia un risultato meritato. Sono felice che anche Bruno Perra abbia dichiarato queste cose, quindi ci godiamo questa festa, ci godiamo questo momento, perché soprattutto per i ragazzi penso che sia un momento irripetibile. Grazie mille Marco Secci, l'emozione è tanta e allora ti lascio andare a godere la festa. Vediamo, mi piacerebbe avere anche una battuta dal presidente Lucio Cordeddu, per esempio, tra i tanti. C'è Gianmarco Fois. Allora Gianmarco, non mi puoi che regalare anche la tua visione di questa vittoria? Non so cosa dirti in questo momento. Sono felice, me l'aspettavo dall'inizio perché siamo riusciti a creare un gruppo veramente unico. Anche grazie ai tuoi amici. Diglielo. Sì, soprattutto grazie perché ci danno una spinta incredibile e ci aiutano a vincere. Arriva la doccia di Cnusa che fortunatamente ha salvato il nostro microfono. Io cercavo il presidente Cordeddu che vado a cercare attorno al campo, sperando che sia ancora in zona. Bruno Villani, per la prima volta al mio microfono nel corso della stagione, mi andrai a onorare della tua presenza. Bruno, tu sei uno di quelli che lavora dietro le quinte in questa società, l'emozione è tanta anche per voi. L'emozione è tanta, dall'inizio dell'anno non pensavamo di raggiungere questo obiettivo. Certo, uno ci pensa sempre, però poi quando arrivi al momento culminante e ti accorgi che sei a un passo, allora pensi ma si potrà fare sì o no? Anche oggi un pizzico di difficoltà, però anche oggi siamo riusciti a ritrovarci, a fare il gruppo e abbiamo fatto il risultato che quasi sempre ci è riuscito quest'anno. Grazie mille Bruno, che finalmente hai esordito al mio microfono nel corso della stagione. Mi piacerebbe chiudere la diretta col presidente Cordeddu, se è ancora presente, al Palamellano di Sesto, mentre il nostro Alessandro Faris continua a riprendere la festa dei pirati. Dicevamo Sustentu Sesto che si è imposto sull'Enic Firenze con il punteggio finale di 77-63.
6 su 6, percorso netto nella fase nazionale del campionato di Serie C Silver. Sembrava incredibile alla vigilia, 12 punti. Professor Cordeddu, lei ha ottenuto davvero tante imprese sportive anche da amministratore del Cagliari nel corso della sua vita sportiva, chiamiamola così. Questa anche per lei ha un sapore speciale però. Sì, questa ha un sapore speciale perché siamo riusciti a formare un gruppo che è stato eccezionale per partecipazione, per sensibilità, un gruppo veramente eccezionale. I nostri americani vengono da decimo, vengono da quarto, vengono un po' da non abbiamo, e questo è molto bello. Siamo in casa, un ringraziamento va a loro per i sacrifici che hanno fatto e ai dirigenti, quelli operativi che sono stati sempre presenti e ci hanno creduto così come ci abbiamo creduto in tanti. Questa è la cosa migliore, è una piccola soddisfazione. Io dalla Serie C mi allontano sempre e vado nella Serie B. Questo è avvenuto col Cagliari e questo è avvenuto con l'Accademia. Beh, se poi dovesse succedere che da B si va là, beh, non ci tireremo indietro, siamo abituati ai sacrifici. Grazie. Grazie mille professor Cordeddu, grande saggezza da parte del presidente dell'Accademia. La voce dei tifosi mi rimane da raccogliere, perché lo avevo promesso nel corso della stagione, un appuntamento che è stato sempre rimandato nel corso dell'anno, e allora la voce dei tifosi finalmente ha risultato acquisito. Possiamo far sentire anche la voce di chi ha sostenuto questa squadra con tanti sacrifici in casa e in trasferta nel corso di tutta la stagione. Cosa vi sentite di dire quest'oggi? Se siete abbastanza lucidi per commentare questo risultato. Sì, siamo lucidi e abbiamo apprezzato tanto la bravura e il cuore con cui hanno giocato sti ragazzi. Sono nei nostri cuori, sono grandi, sono grandi. Grazie mille allora anche ai tifosi, una voce che era doveroso sentire mentre continua la festa e ce ne sarà ancora per molto qui al Palamellano di Sesto. Io però devo obbligatoriamente andare a chiudere questa lunga diretta da Sesto. Vi ricordo che il Sustentu Sesto ha ottenuto la promozione in Serie B battendo sul proprio campo l'Enic Firenze con il punteggio finale di 77-63, un risultato storico per l'Accademia Basket che mai aveva raggiunto un traguardo simile nel corso della propria giovanissima storia. È tutto per questa diretta. Io ringrazio Alessandro Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta. Vi do appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.